È l'ultimo scoglio, quello affrontato dagli aspiranti camici bianchi, 2621 per l'esattezza, che a Padova, in contemporanea con tutta Italia, hanno svolto il secondo round di test di accesso a medicina. Dopo aver affrontato il semestre aperto, è stata la volta delle 3 sessioni da 45 minuti sulle materie di fisica, biologia e chimica. Il semestre filtro è una novità assoluta, è stato implementato, siamo partiti con le lezioni il 1° settembre, quindi è stata una novità per tutti, abbiamo tutti fatto il nostro meglio, i docenti che hanno insegnato dividendo in 6 canali gli studenti, con modalità didattiche miste, il primo mese in presenza, il secondo integralmente online, quindi è stata un po' un'avventura per tutti e adesso ci scontriamo anche con queste forme di esame che sono anch'esse nuove. Un test accompagnato dalle polemiche, soprattutto per il poco tempo disponibile per la preparazione, data l'importante mole di nozioni da studiare. Questo lo capiremo, potrebbe essere uno dei fattori che ha portato appunto a una percezione molto complicata da parte degli studenti di queste le prime prove che hanno fatto il 20 novembre. Adesso hanno avuto ulteriori 20 giorni per preparare le materie e spero che siano stati proficui per loro per migliorare la preparazione. E certamente è una delle variabili, è possibile, dobbiamo capire, ha finito tutto, i voti li sapranno prima di Natale, poi il 12 gennaio usciranno le liste di tutti gli studenti utilmente in lista per poter entrare nei posti che hanno selezionato e capiremo se e che cosa potremo o dovremo migliorare in futuro. Massima attenzione anche sulla fuga di notizie legate alle buste con le domande, dopo il clamore che il primo test ha investito tutta Italia. Nei social media è girato un po' di tutto, i casi più eclatanti non si riferivano a Padova, dalle segnalazioni nelle aule dei verbali fatti dalle commissioni non è stato segnalato niente di illecito come telefonini o orologi, smartwatches e via dicendo, quindi è tutto sotto controllo e abbiamo visto il grande clamore che c'è stato, le varie foto che sono girate e tutto, abbiamo raccomandato ancora maggiormente il personale che controlla in aula di fare ancora più attenzione del primo esame, però avendo alle spalle una prima prova che era andata perfettamente.